Ragazzi, sempre per chi è interessato, questo è il tree ride di cui abbiamo parlato montato. Vedi, io pensavo fosse, non so, tipo un monogamba, invece no, vedi, alle due staffe che si attaccano lì, in più ha il manubrio. Io non l'avevo visto, cioè mi sembrava tipo una staffa da aggiungere, invece no, diventa proprio una moto, diciamo. Anche il freno anteriore Per toglierlo? a disco, non vorrei dire. Per toglierlo? Cosa da togliere? Per toglierlo? Ah, Da così. quindi un gancio rapido e... ah, cavolo, wow. Quello sfili. Sì. Hai capito? Ah no, è molto più pratico, diciamo, di quello che immaginavo. Ciao ragazzi! Appena ho sentito che ha salutato, ho detto questo sei un furlano. Infatti sei furlano? Mandi a Dutch. No, adesso ti spieghi a Dutch. Cos'è A tutti, a tutti. Ah, a Tuz? Cos'è Dutch. che... Tuz? Dutch. Dutch. Questa è nuova, vedi, non la sapevo. Ci mancava lui nel raduno lì a Tramonti, perché abbiamo fatto la gara di dialetti, no? Ecco, Ma mancavano i furlani. Aspetta, perché dopo faccio le riprese tutte senza senso, senza inizio, senza fine, eccetera. Quindi ci siamo alcolizzati come sempre, perché dopo veramente passa per un canale alcolizzato. Invece no, perché dopo i video del raduno e tutto, insomma, no. Vabbè, è andata così. Siamo comunque in terra veneta e friulana, quindi insomma capirai che è anche cultura e tradizione, no? Quindi, Certo. Esattamente. E quindi adesso siamo arrivati al punto che Roberto ci saluta e va avanti. Ciao ragazzi. E il tuo amico Emmy, hai visto? L'amico di Emmy. Perché adesso lei fa la preziosa, vedi? Voilà, facciamo la pissatina. Emmy, il tuo amico Bau. Il tuo amico? Che ho sbagliato a dire Bau, perché sei Una femmina, no? Sì, ma è tranquilla. Ma è mica castrata. Emmy sì. Castrata, sterilizzata. Mannaggia. Ma ciao, ma ciao. Buongiorno Italia, sono fuori casa dei Singani, no? È giornata un po' particolare. Innanzitutto farò la notte in bianco per colpa delle zanzare, mamma mia, bruttissimo. Oggi vado a vedere il camper in teoria un bel camper da sogno, forse se tutto va bene anche lo prendo. E sì, non avevo voglia di girare questo video anche perché girato così male eccetera, però il momento è storico, no? È miliare, quindi ho detto cavolo, poi succede che lo prendo, non ho neanche il video della sera prima, quindi insomma ci va tutto collegato. E niente, andrò con Michele e vediamo che succede oggi. Magari sì, porto via anche la macchinetta, dai, che così facciamo un video con la storia di fare le foto. Che forse è anche un buon segno, no? La notte in bianco, perché ogni volta che faccio una notte in bianco, mamma mia che brutto che sono, le prima mattina senza barba, era tipo quando mi prendevo le moto e quelle cose lì, no? Quindi non lo so, magari è un buon segno sotto questo punto di vista, no? Un po' così scaramantico. No, non ti anticipo di che camper stiamo parlando. Quando arriverà vedrai. No, aspetta, se arriverà. Buongiorno Italia. Sì, allora ti direi come mai saltiamo dai video della Serbia di nuovo, no? Del viaggio nei Balcani, no? Grecia eccetera, a un dietro alle quinte qui in Italia, in Veneto, no? Praticamente come molti sanno io ho preso la Yuri Mobile 3.0. Adesso non vorrei anticipare molto, i video magari riprendono da domani, perché domani vado qui in Singani a fare il passaggio, poi torniamo a Jesolo a fare l'assicurazione e poi ritorniamo su a prendere fisicamente il camper. Purtroppo vabbè, va la bestemmia oggi con le assicurazioni, non ti dico, vabbè, è andata così, faremo 2 viaggi e niente, non so neanche se anticipartelo. Allora vabbè, il camper è un top group, è vero che te lo presenterò bene, farò i video, diciamo che è una base di un camper molto importante. Sono camper che nuovi costano 120.000 euro e l'ho tirato via per una cazzata, l'ho preso a 16.000, abbiamo trattato e ritrattato fuori maniera grazie all'aiuto di Michele. E quello che volevo io era una base, perché questo sì, posso anticipartelo anche adesso. Allora io sì, quando all'inizio ho preso questo camper per fare la vita che volevo fare, che bene o male alla fine ho fatto, e
volevo un camper che comunque mi durasse per sempre. Non dico che ho fatto una cazzata a prendere questo, anche perché non c'era altra possibilità, non volevo fare finanziamenti, quindi 4.500 euro di questi. Ho iniziato a investirci un sacco di soldi, perché se migliorie estetiche, funzionali, eccetera eccetera. Siamo arrivati al punto che dopo 3 anni praticamente di vita in camper inizi giustamente, cioè se non sei proprio un qua, inizi anche a pensare seriamente, ma è il tipo di vita che fa per me, un giorno tornerò nella casa, eccetera eccetera. E io non dico, non lo so, che non riesco a non stare in camper, però non riesco a stare in una casa, neanche in un appartamento, neanche non so, non fa per me, proprio la casa non fa per me. È una cosa molto soffocante, limitante, e poi anche i costi mi stanno sul cazzo, io sono fatto così, cioè proprio mi dà il nervoso, no. E quindi questo camper, primo, non valeva la pena spenderci tanti soldi, tipo non so, 3.000 euro di generatore integrato, 1.500 di climatizzatore, eccetera eccetera, di fare le pareti, riverniciarlo bene, eccetera eccetera. Non valeva più la pena, nel senso che è un camper che comunque non sarebbe proprio durato all'infinito con l'uso che ne faccio, ma più che altro, insomma, anche proprio per l'uso che ne faccio, come isolamenti delle pareti può, insomma, non essere il massimo, cioè delle serie, hai messo via 2 soldini, fatti furbo, prendine un altro, ecco, quello è il punto. Facendomi furbo ho preso questo mega affarone, diciamo che effettivamente si è tenuto molto bene, è vero, non si può dire di no. Esteticamente non mi piaceva neanche un po', sia come esterni come interni, colori e tutto quanto, proprio non c'eravamo. Infatti io appena l'ho visto, Michele mi diceva ma c'è qualcosa che non va, no, io proprio schifato, era anche sporchissimo. Però usando l'immaginazione ho pensato ai lavori che io avrei potuto fare su quel camper e a come sarebbe diventato. Effettivamente lavori anche da niente, da pochi soldi, cioè più un discorso di cambi colore, cambi maniglie, sai, porta oggetti, tutte quelle cazzatine là che a vederli mi mettevano la tristezza al cuore, diciamo, perché io ho i miei gusti, ecco, non voglio dire che è brutto o altro. E quindi insomma effettivamente ho detto facciamo così. E la base ragazzo è un monoscocca, motore Mercedes 3000, gemellato, trazione posteriore, 6,80 m, teoria dovrebbe essere in vetro resina, io lo toccavo, mi sembrava un furgone, sembrava un lamiera, cioè duro proprio, vabbè. Ha generatore integrato, il bombolone GPL scaduto che cambierò con una doppia camera, questo è uno dei primi lavori che faccio. E al disastro di tutto, la disposizione, la grandezza e tutto quanto, tutte le disposizioni per tutto, i scarichi delle acque elettriche, al disastro, ha già il pannello, ha già tutto. E poi tante cose piccole, diciamo, che mi hanno mandato via di testa, tipo il misuratore delle acque, ti diceva il 3%, 4%, 5%, cioè proprio preciso, sia i due serbatoi di acque bianche, i 270 litri di acqua, quindi si è tutto molto serio. Altra cosa importante, proprio per la scelta della base su cui lavorarci, metterci più avanti il climatizzatore, eccetera, quindi spenderci dei soldini per avere un buon risultato finale per sempre. E c'è anche il fatto che ha il mobilio in legno, completamente in legno. Di solito i camper hanno una specie di legnetto un po' tipo compensato, anche quelli nuovi, no? Perché per un discorso di peso, e sopra sono rivestiti con della carta color legno. Questo è legno puro. Certe pareti sono anche fine, ma sono durissime, non le pieghi, cioè tipo io in bagno da me, se spingi forte la porta per schiacciare il pulsante e aprirlo, ovviamente vedi le pareti un po' che si piegano, no? Ma è normale questo, e su quello no, cioè su quello puoi cadere e buttarti di peso, cioè tutto molto molto serio. Quindi anche lì è vero che era preso, a parte alcuni punti, ma il resto la mobiliera era presa molto bene, però cioè, vai da un falegname, gli fai dare una ravvivata e molto probabilmente anche un cambio colore. Diciamo non è legno scuro, ma non è neanche chiaro come lo volevo io, è una specie di ciliegio là, come si dice. Vabbè, insomma, comunque tutto con le sue belle linee arrotondate, tipo il mio come piace a me, e quindi ho detto no, come base è un affarone. Era 20.000, tratta, siamo arrivati a 16 e è stato veramente un enorme affarone. E adesso del mio, perché molti mi chiederanno, molti mi hanno già chiesto nel gruppo, allora il mio, che uno ci creda o non ci creda, insomma, tra le infinite cose, a parte le modifiche, migliorie eccetera che non c'entra, ma proprio come oggetti, tipo gli specchi che costano un sacco, i tipi di specchi che ho messo io, il materasso,
il frigo, i pannelli, tutto, le batterie, tutto quanto, c'è roba per più di 8.000 euro. E quindi io il camper lo vendo a 8.000 euro, quindi regalo il camper e vendo la roba praticamente. Questo lo farò per un mese. Se non viene venduto entro un mese, lo smonto tutto, che a me conviene. Preferirei venderlo per il semplice motivo che questo allestitore, la Top Group, è di Padova, quindi relativamente vicino a me, cioè la zona che frequento è tipo 80 km per capirsi, no? E quindi quando vendo il mio, che ho i soldini, la prima cosa che io farei è togliere un armadio che è sotto il forno a microonde e metterci il frigo enorme, e dove c'era lo spazio del frigo normale farci una porta per mettere le pentole, quelle robe lì. Quindi per quello ci terrei a vendere il mio camper. Vabbè, se non lo vendo, tutto di guadagnato, perché tutta la roba, qualsiasi roba, la stacco e la attacco qua, qualsiasi. E dopo il camper lo venderò tipo a 3.500, una roba del genere, vediamo. Sì, perché è stato anche rifatto tutto, le infiltrazioni davanti, pavimento in linoleum, stufa nuova, pompa all'acqua nuova, sì, tante robe effettivamente nuove. Come frigo poi gli metterei quello del camper nuovo che ho preso, e quindi insomma sì, rubinetti nuovi, no, ha un casino comunque di roba nuova, i pannelli nuovi. Quel materasso giustamente glielo lascio perché è una misura personalizzata, quindi insomma vabbè dai, adesso non dilunghiamoci troppo perché passiamo alla prossima puntata. Parlo piano perché ascolta i cassi qua, cioè piuttosto faccio il video dopo che dà quel link, ma non che mi ascolta mentre lo registro, sa che mi dà fastidio. E niente, ci vediamo domani con la prossima puntata, che andrò coi Singani a fare il passaggio e tutto quanto. Probabilmente magari farò già un video veloce lì, non preoccuparti se lo vedi tutto con la tappezzeria proprio che è un pugno nell'occhio e molto sporco, perché è stato anche fermo un anno e comunque non è stato pulito né niente, quindi ha preso veramente con le bombe sotto quell'aspetto. Però se guardi, cioè la sanità, diciamo, delle pareti, tipo l'interno doccia e tutte quelle robe là, è tutto perfetto. Magari c'è giusto tipo il silicone un po' ingiallito, screpolato, ma c'è tutto il silicone, cioè non è che manca silicone o roba del genere, è solo esteticamente da rifare, capito? Tanta roba. Però cazzatine, insomma, dai, ecco, cazzatine. Boh, ci vediamo sulla Jurimobile 3.0. E mi direi perché la Jurimobile 3.0? Allora, la prima Jurimobile era la 500 Abarth, che qualcuno magari tramite il gruppo conosce, una 500 che avevo preso come più o meno il campo scarosso qua, e rifatta da zero, smontata completamente, grattata a ferro, rifatto tutto, cambiato tutto, è venuto un gioiellino, mezza camperizzata perché qualche volta ci ho dormito dentro. Aveva l'inverter, la ciabatta, la corrente, l'impianto, il computer, tutto comandato col telecomandino, è una figata unica. La 2.0 è il camper scarosso e il 3.0 sarà questo Top Group. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life.